I dati e il modello matematico ci dice che comunque è iniziata questa terza fase della convivenza vera. Questo ci fa dire che comunque pian piano la vivremo sempre più come la nostra influenza. A 2 anni esatti dall'inizio della pandemia per Luca Zaia è arrivato il momento della piena convivenza, una terza fase tutta nuova da aprire con responsabilità, senza mai dimenticare però quello che il Covid ha rappresentato anche per il Veneto. Deve restare negli annali che noi abbiamo e stiamo vivendo una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Si devono vergognare quelli che banalizzano questo virus. È come andare a protestare in guerra del fatto che ti chiedono perché tu non vuoi entrare nel rifugio antiatomico e prenditi le bombe in testa. Proprio per questo, dopo 2 anni, dice Zaia, è arrivato il tempo dei grazie, soprattutto a chi ha dimostrato responsabilità, la stragrande maggioranza dei veneti. Grazie lo diciamo a tutti coloro che si sono dati da fare per curare i veneti, quindi tutto il mondo della sanità, i medici, gli infermieri, gli OS, gli amministrativi, poi tutto il mondo del volontariato, tutti coloro insomma, che hanno lavorato in diverse dimensioni. E poi un ringraziamento di cuore ai veneti che hanno saputo far squadra e io ne vado orgoglioso. Orgoglio che, ribadisce Zaia, dall'unità di crisi di Marghera, luogo simbolo di questi 2 anni, ha provato guardando in particolare ai più giovani e al loro esempio. I bambini perché sono stati il mio faro, perché comunque è stata la parte nobile di questa comunità che è sempre stata attenta ad ogni forma di informazione, ma soprattutto ricordiamoci che i bimbi, gli adolescenti sono stati quelli che hanno sofferto di più l'essere chiusi in casa. Parole precise inoltre sono state spese nei confronti degli operatori dell'informazione, unico argine contro il proliferare delle fake news. Voi dovreste avere tutti l'attestato di inviato di guerra, perché comunque venivate qua, lo voglio ricordare a chi fa tanto il fenomeno, voi venivate qua quando la gente aveva paura di morire. Il grazie da un lato, la consapevolezza dall'altro che la sanità deve cambiare pelle, oggi più che mai. Davanti a un'esperienza come questa, la sanità e il piano di sanità pubblica deve cambiare radicalmente. Con il PNRR il Veneto si doterà di 30 nuovi ospedali di comunità, 99 le case di assistenza per la medicina del territorio, ma il cambio di passo, dice Zaia, deve essere nazionale. Abbiamo capito che dobbiamo lasciare lo spazio di avere più posti letto per abitante, che bisogna investire nei professionisti, nelle assunzioni e negli stipendi. Ora bisogna guardare alla primavera con serenità. Lo stesso allentamento delle misure, sottolinea il Presidente, dovrà però essere certificato dalla scienza. Ai veneti l'appello di sempre. Se vogliamo uscirne dal virus, bisogna continuare a pensare che ci sia il virus. Ma un po' di attenzione, micro attenzione a testa fa un grande lavoro di squadra.